qual è l'idea che potrebbe essere vincente, le chiedo io, per rappresentare, no, l'Europa come capitale della cultura? Perché immagino che ci sia dietro un'idea, il nuovo, cioè non solamente monumenti, reti di bellezza. Questa è la domanda e quindi le chiedo quali sono le chance, secondo lei, e quanto grande è questa sfida. Beh, intanto ringrazio anch'io dell'invito e saluto ovviamente la platea che ci ascolta. E credo che la domanda che mi viene fatta sempre in tutti i convegni a cui partecipo ovviamente da assessore alla cultura, questa volta abbia una valenza diversa fatta di fronte al mondo della produzione. E perché dico che è diversa? Poi magari mi sono segnato qualche provocazione che voglio lasciare poi agli amici di questa bellissima mattinata. Perché il Veneto ha scelto di partecipare con Venezia e con il Nord-Est a questa sfida europea a condizione che il titolo fosse Cultura ed Economia. Il titolo della nostra proposta per partecipare a questa sfida europea non è cultura, monumenti, no, è cultura ed economia, cioè a dire, o riusciamo assieme al mondo dell'impresa a fare un salto di qualità e quindi tra quelli che dicono di essere i soloni del passato della cultura, una volta era autoreferenziale, era per pochi, era datemi i soldi che ci arrangiamo noi, anzi ce ne gustiamo noi, a quello che invece la cultura può essere, quando parlo di cultura intendo paesaggio, territorio, anche se poi entro in qualche modo, le cose che citava prima Paolini, richiamando la carta di Asiago, che ricordo a Paolini che non è qua, che è il documento base su cui fondiamo il piano territoriale regionale di coordinamento, cioè quella carta di Asiago che Rigoni Stern ha fatto in quanto consulente della Regione Veneto, perché poi magari uno pensa, si sono trovati in 4, si sono trovati là, no, Rigoni Stern l'ha fatta per noi, su nostra commissione della giunta di cui facevano parte le mie colleghe e Renato, io non c'ero, quindi grazie a voi, ed è il documento fondante su cui stiamo costruendo il disegno del Veneto del futuro. Quindi non incartate il formaggio con quella carta, la state utilizzando? No, non solo. E se è un disegno diverso è perché abbiamo un passato, e anche su questo apro una parentesi. Quindi chiudo col tema di Venezia, capitale della cultura, perché altrimenti dovrei parlare ore. Mi intriga che sia un progetto che facciamo oggi, non me ne frega niente se vinciamo, nel senso ci tengo a vincere, mi interessa che facciamo un progetto straordinario che comincia nel 2019 e proietta il futuro del Veneto, cioè un'idea di Veneto diverso dove l'economia usa, passatemi la parola, i valori culturali che abbiamo per fare ricchezza e lavoro. Se non è così non serve a niente. Quindi a prescindere dal successo assolutamente eventuale. E aggiungo che c'è il progetto Venezia 2019, ma c'è il progetto della Grande Guerra, che per chi ha un po' di storia e copia il mondo, cito la Francia, è un'ipotesi economico-culturale straordinaria, perché non è solo rievocativo, ma è valoriale, paesaggistico, ambientale. I 65 milioni di turisti che vengono in Veneto, se stiamo ancora crescendo sul turismo, sul piano numerico ed economico, è perché sta crescendo il turismo delle città d'arte, delle ville venete, dei nostri percorsi naturalistici, che è un turismo che rispetto a quello storico importantissimo, quello balneare o montano, spende il doppio, pro capite a persona. Perché sulle spiagge si spende 60 euro al giorno a persona, in città d'arte si spendono 115 euro. Parentesi. Perché dico che voglio fare qualche provocazione? Lascio per l'ultimo il tema della casa perché io mi sono stancato di partecipare a convegni, per fortuna oggi sono in casa rispetto a quello che dico, quindi non ho problemi, in cui qualcuno da 20 anni mi spiega che il modello nord-est è fallito. Lo scrive ogni anno. Vi porto i documenti e ogni anno dice il modello è fallito e sono ormai 25 anni che lo scrive.
Io mi sono stancato perché un conto è che noi decidiamo che dobbiamo, con i tempi che cambiano, anche noi stessi adeguarsi ai tempi che cambiano e quindi farlo. Un conto è che accettiamo questo tipo di valutazione che è sbagliata. E mi spiego perché è sbagliata. Perché di solito... L'accusa è sulle dimensioni. No? Direttore, cioè il piccolo, il grande dibattito, le vengo dietro, era per capirci, il grande dibattito le aziende che si devono sommare, è bello, ma il piccolo, sì, poi dica a quell'imprenditore che ha mandato il messaggio a Zaia che se lui fa i 24 dipendenti è morto, se ne fa 2 da 14 sopravvive, allora stiamo attenti col piccolo è bello, bisogna ammazzarlo e bisogna fare quello grande. O qualcuno ci fa le leggi, lo dico a me stesso, che o qualcuno ci fa le leggi perché si possa fare l'aggregazione e sia economicamente conveniente, o se è una bufala e un suicidio non funziona così. Giusto perché, scusate la foga, ma così mi viene un po' di cuore, altrimenti siamo sempre... giusto perché la domanda è la politica che asseconda l'economia, che asseconda la produzione, o è l'economia e la produzione, in qualche modo, i cittadini che devono seguire la politica? Perché molti mi dicono mancate di progettualità. E allora vi faccio una domanda, tanto c'è un sistema economico veneto nella Pedemontana? Mi pare di sì. È il modello nord-est, chiaramente, che ha fatto crescere quel tessuto economico in un territorio lunghissimo che parte da Vicenza, anzi, se vogliamo la Pedemontana parte da Torino, prendiamo la nostra, parte da Vicenza e mi becca tutto a Treviso. Ma scusate, la strada pedemontana che Renato sta realizzando finalmente nasce prima o dopo della Pedemontana sul piano economico? Prima è nata quella economica e poi la politica dice ci serve la strada, facciamo la strada. Io non vorrei che troppi disegni di qualcuno che pensa troppo mi incartino un po'. E perché dico questo? E qua non voglio essere condiviso da tutti, ma stiamo discutendo in questi giorni della riforma del sistema Stato, lo diceva Ciambetti prima. Io ho fatto un bellissimo convegno con Confartigianato un anno fa, in cui si parlava e ho presentato l'ipotesi, di cui fra l'altro il collega Ciambetti è delegato, della riorganizzazione del sistema dei comuni, delle province. Vi pare o no che quando parlate avete una frazione, un comune, una provincia, una regione, in mezzo c'è un atto dei rifiuti, dell'acqua, l'azienda speciale, la comunità montana, l'unione dei comuni e se volete vado sono 18 livelli di governo. Quindi ci sembrava opportuno pensare che da 18 si arrivasse a 12, a 8, a 7. Tu non la sconfiggi la burocrazia se non tagli un po' di scatoloni cinesi. Non c'è dubbio. Ci siamo? Bene, mentre noi con difficoltà stiamo discutendo per convincere i comuni, non perdendo la storia del campanile, ma fare assieme, perché oggi è superato un comune, anche in Veneto, di 190 abitanti, mi pare che se devo avere un comune di 190 abitanti la cosa non mi torna molto. Mentre facciamo questo lo Stato ci mette in confusione. E la domanda che faccio è, se intervisto voi 6 mesi fa e vi domando a voi 6 mesi fa, quelli che siamo qua, quanti volevano il mantenimento delle province? Non è un giudizio di merito, è semplicemente un sondaggio. Il 95% si era convinto che non servivano più. Adesso stiamo discutendo da qualche parte non solo di tenerle e non apro la discussione, ma facciamo anche, qua apro la sfida, la città metropolitana, che vorrebbe occupare mezzo Veneto, che ha più competenze e quindi ha più dipendenti, quindi ha più costi, sul piano del principio funziona così. Allora, a me, cioè mi sono un po' stancato di sta roba qua. Ci chiedono di levare carrozzoni, non di mettere carrozzoni. Altrimenti ci fucilano i cittadini prima o dopo e hanno ragione a farlo se noi politici, quando parlavi di sedie, invece che levare qualcosa ci aggiungiamo qualcosa, cioè come si dice, via dalla finestra, dentro per la porta, via. Non funziona più, non regge più. D'altra parte, e con questo vado veloce e finisco altrimenti rischio di... D'altra parte, faccio un esempio, perché mi capitò anche con un vostro associato che una volta scrisse sui giornali, copiando i giornali, dico perché tutto non è perfetto, Presidente. Che la Regione, salvo noi. Siccome a me piace e con i colleghi stiamo lavorando brutalmente sul concetto di burocrazia e semplificazione, non si vede, ma ogni giunta quando ci troviamo ci domandiamo chi di noi ha fatto qualcosa in questa direzione. Sbaglio? Renato Chisso, che è qua, entra in giunta e la domanda che fa
dopo lui dice anche politicamente meglio se faremo altri del PDL invece che la Lega, ma questo è un tema nostro, ma lasciate, fa parte delle regole del gioco, no? Cosa leviamo di rogne ai cittadini rispetto a questo momento per la parte che ci compete? Siamo stati indicati, lo dico perché è mia competenza, come Regione Veneto, la regione peggiore d'Italia, invece oggi avete visto che non è così, no? Perché siamo quella che ha 307 auto blu. E tutti i giornali amici, hanno scritto, ma in prima pagina di Libero. Capita a tutti questo, anche a me. Ma Giornali ci siamo, giornali 300... amici del PDL. Sì, ho detto giornale, Libero, Sì. i giornali veneti. Bene. Ma è possibile che io debba andare per 2 volte a Roma a perdere una giornata, per quel che vale, dopo 2 anni di lettere al Ministero, si chiama Formez, una bella realtà, per convincerli a cambiare una tabella sbagliata, dove invece che 7 hanno scritto 307 e noi con 7 auto blu che fra un mese, a fine mese le abbiamo anche dismesse perché così da 0, quando saranno 0, non potranno dire che abbiamo 307, abbiamo deciso che anche quelle le dismettiamo. È possibile che da 307 a 7, 2 anni di notizie false sputanate in mezzo mondo e siamo la regione non più virtuosa, l'unica che ne ha 7, cioè ne abbiamo meno di una per assessore. A fine mese passiamo come si chiamano? Alle delta, abbiamo e italiane. Allora, dove vai così? E chiudo. Beh, su questo devo dire però non è che i giornali non fanno le domande, se viene fuori un dato sbagliato. Caro direttore, ho scritto a Libero, ho scritto al giornale, ho scritto e la notizia in prima pagina è stata ripresa 4 volte ogni 6 mesi. La mia replica a fondo pagina su 7 righe dice la regione che non è vero che ne ha 307. Siccome io sono un giornalista e mi sento dentro, chiedevo se anche noi avessimo scritto questa cosa. Anche il Corriere perché di solito... Mi fermerei qua. No, ma sai cosa le dico? Magari i giornali hanno 1000 difetti, però le dico una cosa, alle volte i giornalisti con i 2000 difetti che hanno anche il buon gusto qualche volta di verificare le notizie. Noi spesso non riusciamo a verificare, perché guardi, se voi aveste detto che sono 7 anziché 307, stia pur sicuro che io lo avrei fatto scrivere. Direttore. Andrò in cerca di... No, ma è... Abbiamo il vice governatore che stamattina è pimpante. Vado all'ultima domanda, perché che era la seconda, non l'ultima. Una mi sono allargato, una invece vado sul merito, che è il tema dell'edilizia. Un dato è emerso oggi, che c'è crisi di lavoro. Allora, c'è crisi di impresa. E la domanda che noi ci poniamo sempre è, al di là dei comunicati stampa, cosa possiamo fare per creare lavoro? Non far finta di creare lavoro. E questa è la domanda che ci facciamo e ogni nostro provvedimento va in questa direzione. Vi ho parlato di burocrazia, vi ho parlato di semplificazione, parlo per me, apro una parentesi, 580 comuni in Veneto con 580 regolamenti edilizi che obbligano 500 e migliaia di tecnici, parlando con voi che per fare un ampliamento ogni comune facciamo un regolamento unico, ad esempio. Perfetto. Ne cito uno per tutti, ma vado a un dunque, non so se è passato il dato, l'edilizia veneta fa circa 7 miliardi e mezzo di lavori, a dati di oggi erano 9, cioè il comparto per la parte residenziale. Tocco quella perché è il dato che ho, nel senso non vorrei, evidentemente poi c'è altri 2-3 miliardi nel comparto produttivo, ma da 14 che è il totale circa 8-9 miliardi li fa nel comparto residenziale, tra la parte diciamo ristrutturazioni 4-5 miliardi e la parte nuovo che sono altri 3-4 miliardi. A me piacciono i numeri a spanne perché coi rotti non ci comprendiamo. Noi abbiamo fatto una legge semplice, banale, che mezzo Veneto ha applicato bene e mezzo Veneto, quando dico mezzo Veneto intendo i sindaci, e se andate a vederli hanno nome, cognome, indirizzo, colore politico, perché mi sono stufato che siamo tutti uguali. Le faccio una domanda, al netto della lecita difesa del paesaggio, del territorio, ci sono sindaci che hanno boicottato il piano casa? Metà Veneto? Visto che ci fa metà Veneto. Che ha voglia vedo che il sindaco Orsoni sta parlando con il sindaco Zanonato, stanno facendo l'asse, vi rompe le scatole da Padovano. Quindi sindaci di sinistra? Ma sono sindaci che il piano casa lo hanno boicottato e che parlino con i loro cittadini. Le dico però, direttore, scusate la foga perché tanto la verità è verità. No. Siamo qui per dirci qualche verità, quindi via, vada tranquillo. 8 miliardi fa l'economia veneta in costruzioni.
E quando parliamo di costruzioni in Veneto, parliamo di voi, perché le costruzioni sono per l'85-90% frutto di lavoro degli artigiani. C'è poi qualche media grossa impresa, ma è tutto lavoro nostro. E a fronte della parola piano casa vuol dire elettricista, falegname, vuol dire idraulico, vuol dire il pittore, vuol dire il nostro sistema economico, non ha quello che fa le porte, quello che fa gli radiatori, è il nostro modello. Questa norma che abbiamo fatto, che metà Veneto ci ha assecondato e metà ce l'ha boicottata, ha prodotto ad oggi 47.000 interventi edilizi. 47.000 in Veneto. È la prima regione d'Italia. No, l'unica. Sì, con grandissimo l'unica che questi numeri qua, perché la Sardegna ha dei numeri buoni, ma è piccolina. Gli altri 47.000, stimando a ribasso, ogni intervento va dai 40 ai 70.000 euro, a ribasso. Qualcuno dice 80, io tento 80 perché mi viene meglio, ma non importa. Vale a ribasso 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di economia che noi, parlando con voi, abbiamo favorito in un momento difficile, cioè a dire i soldi dal materasso, risparmio improduttivo, li abbiamo fatti uscire, passatemi la parola, e tornare al sistema economico. Se l'altro mezzo Veneto avesse assecondato questa richiesta, che era una richiesta che va in direzione con quanto ha detto Paolini, perché Paolini ha detto, invece che occupare suolo, recuperate quello che avete, e come diceva il Presidente Zaia, se avete una casa vecchia, restaurate invece che fare quella nuova, o andare sul condominio, d'altra parte stai meglio. E non c'è, il direttore, mi scusi la foga, un solo caso su 47.000 di segnalazione di intervento improprio, di intervento che ha rovinato il territorio, di intervento... Quindi 47.000 risorse, 2 miliardi e mezzo, 3 di investimenti, mezzo Veneto che ha deciso politicamente di boicottarla. Io ho non rispetto, ma credo che il sindaco sia per certi aspetti la massima autorità nei confronti dei propri cittadini, quindi il rispetto per me verso il sindaco è totale, totale. Rispetto a una legge che voleva essere ed è una legge per i cittadini, cioè mi ampio la mia casa, mi sistemo il mio capannone, cioè era rivolto, noi ritenevamo, maggioranza, che la legge fosse per il cittadino. Ma lo dico perché noi pensavamo che il cittadino, il fabbricato, il recupero del bene, le parole che ha detto la Easy Coop, il centro storico di cui parla la Easy Coop, cos'è? Recupero no. Cos'è il centro storico? È sistemare un fabbricato, metterlo a posto, cambiare le finestre, fare l'isolamento del fabbricato. Renderlo vivibile. Ve le dico un'ultima cosa, poi mi taccio perché altrimenti rischio. Dobbiamo chiudere poi. Carico. Che poi così passo la per parola. Quanto interessantissimo così passo la parola questa, alla mia collega Elena che si occupa anche di formazione sociale, se vogliamo, tra le righe. Una polemica di consiglio era: ma un genitore che amplia la casa di, scusate, 30 metri quadrati, voi sapete cosa sono, no? Una camera, un angolo cottura, al massimo un bagno. Ci siamo? Rischia di fare la speculazione edilizia. Alla mia domanda dico, scusate, voi che avete, erano i miei colleghi dall'altra parte, che avete molta tensione sociale, e se quel genitore fosse un anziano di 60 anni che deve fare la stanza per la badante perché gli vada dietro, è un fatto... Sì, Presidente. Allora, o la polemica con Cortina se pensiamo di favorire la speculazione edilizia o con Asiago, ma chi fa la speculazione edilizia con l'ampliamento di 25 metri quadrati con il quale deve sistemare la casa, cambiare i serramenti? Allora, direttore, quello che conta è, mi scuso la foga, è finita la stagione delle chiacchiere. Quello che compete a noi è fare delle cose che siano sostenibili, come diceva Paolini, ma fare, perché con le parole si va al fallimento. Mi pare che è la cultura degli artigiani, perché mi pare che quando uno va in bottega la mattina, la prima roba che ha da fare è conta i tocchi che ha da fare, quanti che gli finisce la sera. È la filosofia di questa giunta in questo momento.